Ben due le sparatorie, avvenute poco prima delle 7 del mattino a Bibione. 3 in tutto le persone ferite, in modo non grave un sessantenne di Latisana, mentre un trentenne di origini albanesi ma con cittadinanza italiana è stato ricoverato in gravi condizioni all'Angelo di Mestre, colpito da un proiettile alla testa. Albanese sui 55 sarebbe anche lo sparatore, al momento in fuga. Il primo fatto di sangue sarebbe avvenuto in fondo a via Pirano, vicino alla sede della Europa Tourist Group, una multiservice che si occupa di turismo e giardinaggio. Vi lavorano 3 delle 4 persone coinvolte nelle sparatorie. Tutta gente che lavora e che conduce una vita abbastanza normale, diciamo pure normale. Ci risulta che ci sia una persona in fuga, non viene ritenuta pericolosa, quindi anche da questo punto di vista mi sentirei di tranquillizzare i cittadini, insomma tutte le persone che occupano la nostra località in questo periodo. Peraltro mi dicono non essere fatti legati né alla criminalità organizzata né anche a quella comune, è tutta gente, ripeto ancora una volta, che lavora. Quali motivi allora perché l'aggressore, dopo aver sparato in via Pirano, ha ripetuto il suo gesto a meno di 1 chilometro in via Vega ai danni di una terza persona albanese che sta nelle case popolari? La zona è molto abitata, ma nessuno ha sentito nulla fino all'arrivo delle ambulanze. Pare poi che questo terzo ferito non sia un collega degli altri 2. I colpi di pistola hanno lasciato diverse macchie di sangue sul marciapiede. Sconcerto sicuramente perché è un fatto grave. Noi non siamo abituati, insomma, nella nostra qualità a vivere episodi come questo. Ci rassicura il fatto, come ripeto ancora una volta, che non siano legati a fatti di criminalità. Intanto, da stamattina presto c'è un uomo in fuga da Bibione, forse armato e con le sue tragiche verità.